Amici telespettatori, un cordiale saluto a tutti voi. Grazie amici di Telefriuli e benvenuti a questo appuntamento molto importante con l'elezione di Miss Telefriuli valida ovviamente per l'82esima edizione di Miss Italia. Ci siamo già visti in questa emittente in altre occasioni, ma non potevamo mancare l'appuntamento anche quest'anno con l'elezione di Miss Telefriuli. Ovviamente tanti ospiti, tanti amici e soprattutto tante belle ragazze da presentare, pronte per mettersi in gioco per questo appuntamento così importante. Io ora mi faccio da parte perché velocemente andremo a vedere le protagoniste di questo appuntamento. Ecco le 10 candidate al titolo di Miss Telefriuli. A voi. Prego. Ovviamente tutto viene fatto nel rispetto delle norme, devono stare distanziate, le rallentiamo perché ovviamente ci teniamo affinché tutto questo avvenga. Potete rientrare, sì, evitiamo gli incroci, potete rientrare, eccoli, con mascherina tutte al braccio, ovviamente, perché poi nel dietro le quinte rigorosamente la vanno ad indossare, perché insomma questo è il momento, però ci faceva piacere essere qui insieme a voi. 10 candidate al titolo di Miss Telefriuli, ovviamente poi ci sono altri titoli in palio e con una classifica che andremo poi a leggere. Cosa importante, la vincitrice di questa serata parteciperà di diritto alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Bene, io comincerei subito con un ospite straordinaria che probabilmente è al telefono, poi abbiamo persone da salutare ovviamente, ospiti da introdurre, però vorrei la telefonata. C'è Patrizia? Pronto? Con noi Patrizia Mirigliani, un applauso alla nostra patronne. Buonasera a tutti. Ciao Patrizia, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito e anche perché mi risparmi un po' di lavoro, perché in ogni serata che tutti quanti noi presentiamo in tutta Italia portiamo sempre i tuoi bellissimi e puntuali saluti, ma questa sera abbiamo te che li porterai direttamente ai nostri ospiti e alle nostre ragazze. Ciao Patrizia. Ciao e un saluto a tutto il pubblico, alle ragazze e alle autorità che sono presenti questa sera, che ci onorano e che sono, tu sai quanto noi confidiamo sul territorio e quanto ci teniamo al rapporto proprio con gli assessori, i sindaci, quelli che poi permettono a voi di fare gli eventi per il pubblico e per la gente, insomma. Lo so, per noi fondamentali e credo però che anche Miss Italia abbia il privilegio di offrire tanta visibilità alle nostre città, alle realtà del territorio. Patrizia, io penso a questo ultimo 2 anni, una finale strepitosa nel 2019, poi accade quello che accade. Tu hai avuto il coraggio comunque di fare Miss Italia 2020 con molto successo e poi hai detto ok, ripartiamo anche per questo 2021. Com'è stato questo lungo periodo per te e per tutti quanti noi in realtà? È stato difficile, è stato molto difficile perché noi siamo stati doppiamente penalizzati. Perché a parte il fatto che appartenendo al mondo dello spettacolo, insomma, lo spettacolo è rimasto fermo per tanto tempo, ma poi le iscrizioni di queste ragazze che arrivavano e la nostra preoccupazione di non riuscire proprio a realizzare i loro sogni, perché Miss Italia è un sogno, le ragazze confidano in questo concorso anche proprio per il futuro professionale, quindi è stato molto difficile per noi. Però ripartiamo con entusiasmo, secondo i nuovi decreti, con l'auspicio che tutto torni alla normalità e che si possano fare delle belle cose perché l'Italia, il territorio italiano lo merita e lo meritano anche tutti i supporti che noi in questo momento stiamo avendo anche da parte delle televisioni private che ci sono molto vicine, quindi vorrei ringraziare anche Telefriuli per questo motivo. Grazie ovviamente a nome di tutto lo staff che sta lavorando dietro le quinte, anche per loro sarà un grande impegno, anche perché sai che noi abbiamo questo progetto del quale ti abbiamo parlato che porteremo avanti e magari ti terremo informata su questo coinvolgimento della televisione insieme a tanti comuni della nostra bella regione. Esatto. Patrizia, lo trovo un connubio molto giusto, molto intelligente. Mi fa molto piacere questo. 82 anni di concorso, la manifestazione più longeva credo che ci sia nel nostro paese, eppure tanto stimolo, tanta voglia, sempre tanti spunti riesci a trovare per tenerla sempre attualissima. Questa è un po' la sintesi del tuo lavoro? Ma certo, questa è la sintesi. D'altra parte noi lavoriamo con le giovani ragazze
Quindi sono loro che poi ci danno la vitalità, la voglia di andare avanti, di trovare sempre soluzioni nuove, perché ci ispiriamo a questo mondo, il mondo delle giovani. È molto importante questa sensazione che ci trasmettono di giovinezza, di voglia di andare avanti. Solo i giovani possono trasmettercela. Quindi è importante. Io sono molto entusiasta perché sono anni che lavoro col mondo femminile, ho visto un'evoluzione molto grande tra le nostre ragazze. Mi chiedono com'erano le ragazze di una volta. Sicuramente erano un po' diverse perché era diverso il mondo. Oggi il mondo è cambiato, anzi in questi 2 anni è cambiato ancora di più, ma queste ragazze dimostrano una grande tenacia e una grande forza. Guarda, noi stiamo vedendo mentre tu parli, poi mi auguro nel corso di questa stagione magari di poterti avere anche in video. Noi ti ringraziamo perché so che questa sera avevi un impegno, quindi ti ringraziamo davvero per il tempo che ci stai dedicando. Stavo guardando delle immagini bellissime fatte a Roma in occasione della finale, tra le immagini che vediamo, con questa bellissima macchina della Polizia di Stato circondata da tante ragazze. Quali sono state le emozioni che hai vissuto nella finale di Roma con queste ragazze, con la mascherina, quindi una situazione un po' anomala? Quali sono state le tue sensazioni? Ma è un altro pezzo di storia, della storia di Miss Italia. Cioè Miss Italia, avendo 81 anni, racconta ogni anno, parliamo anche di decenni, il cambiamento della donna e quello che succede. Siamo lo specchio dell'Italia. In questo anno, l'anno scorso, siamo stati lo specchio di un'Italia che aveva paura, che era preoccupata, che però voleva resistere. La resilienza è sempre così la caratteristica un po' mia e un po' del concorso. Quindi l'anno scorso ci siamo fatti forza, ci siamo fatti coraggio, abbiamo deciso che prima di tutto che non potevamo avere un buco nero nella storia nell'albo d'oro delle Miss, perché sarebbe stato ancora peggio in futuro ricordare questo brutto momento. Invece noi abbiamo avuto la forza di realizzare nello studio televisivo coadiuvati col Comune di Roma un evento bello in streaming, per la prima volta in streaming, e di avere la nostra Miss Italia che io spero al più presto possa venire anche da voi e così rappresentare al meglio questa bella Italia che è quella della semplicità, dei valori e delle province italiane. Spero davvero di avere l'occasione di conoscere Martina Sambucini, che è la Miss Italia in carica. So che sta lavorando tra l'altro tantissimo, perché Miss Italia continua a essere sempre una grande opportunità per le ragazze e al tempo stesso anche un modo per le ragazze di affrontare un palcoscenico che io ricordo sempre, lo hanno calcato Sofia Loren, Gina Lollobrigida e tantissime altre persone della televisione. Quindi questo mix di ragazze che vogliono provare questa esperienza, magari un giorno per raccontare alle figlie e nipoti, sai, anch'io ho partecipato a Miss Italia, altre invece che giustamente ne approfittano di questa vetrina per avere uno sviluppo in quello che potrebbe essere la loro carriera professionale. Quindi davvero questo è il punto di forza di Miss Italia. Guarda, in ogni caso è un'esperienza per queste ragazze. Anche la nostra Martina ha iniziato con un programma che poi andrà in onda all'estero e ha fatto i suoi primi passi come conduttrice per poi diventare testimonial di una grande azienda di abbigliamento che diciamo che in questo periodo gli autobus di Roma sono tappezzati dalla sua immagine. Bellissimo! E poi questo lavoro di madrina con il suo tricolore addosso e la corona che fa nelle selezioni e per raccontare appunto che Miss Italia ha voglia di rinascere da questo problema grossissimo che abbiamo vissuto tutti. È vero. Patrizia, guarda, io prima di salutarti vorrei vedere se riesco a far intervenire dal camerino Paola Rizzotti, che ci teneva a farti un saluto. Lei è in camerino, mi dicono che le ragazze in camerino sono molto emozionate, sai che non possiamo averle insieme sul palco per motivi di distanziamento, però sono in camerino, il microfono è lì credo, sai Paola, ce l'ha uno dei giudici, se vuoi prenderlo, sono le ragazze molto emozionate perché sentono la tua voce e questo mi fa davvero molto piacere perché tu Patrizia sei sempre comunque una garanzia per
le ragazze. Questa è la cosa, credo che te lo dico spassionatamente, ti abbiamo conosciuto in questi anni, ma lo sentiamo dire a tutte le ragazze che vengono alle finali, alle prefinali, tu sei un po' la loro mamma, la loro zia, la loro sorella maggiore, per come le riesci a curare e a trattare. Quindi grazie davvero a nome di tutte le ragazze che ti vengono a trovare alle finali. Paola Rizzotti. Questo è quello che dà un grande senso al mio lavoro. Esatto. C'è Paola che ti vuole salutare. Vieni Paola al centro. E soprattutto sei una grandissima patrona, ecco, oltre a tutte le cose che ha detto Michele di te per le ragazze, insomma tu rappresenti un faro per tutti noi, quindi grazie, anche questa tua presenza ci lusinga molto e so che eri molto impegnata, quindi grazie ancora e partiamo ufficialmente, ecco, quindi benissimo, anche noi il Friuli c'è presente. Sono felicissima. Patrizia, di essere presente anche, se non fisicamente, alla partenza di questa edizione nuova in Friuli. Sono veramente felice. Grazie, noi lo siamo, così come lo sono i nostri ospiti che sono qui, sono delle autorità di città e paesi, centri molto importanti della nostra regione e ti fanno anche loro un applauso da parte nostra e di tutti quanti noi. Patrizia, grazie. Grazie. Grazie davvero. Buon lavoro e un abbraccio alle ragazze. Grazie e ti aspettiamo in Friuli. Prima o poi riusciremo a portarti. Ciao Patrizia. Ciao. Ciao Patrizia, grazie, ciao. Bene, e a questo punto sai cosa c'è Paola? Comincia come il tuo nome, la pubblicità. E poi torniamo perché conosceremo le candidate al titolo di Miss Telefriuli. A voi. Ed eccoci qua, grazie per questo applauso, a volte spontaneo e a volte richiesti, sto scherzando. Bene, ogni concorso di Miss Italia che si rispetti ha sempre una giuria che ha il ruolo importante di andare a decretare quella che è la vincitrice. Ricordiamo, la vincitrice del titolo di Miss Telefriuli parteciperà direttamente alle finali regionali di Miss Italia, quindi per lei è un passaggio davvero molto importante. I giurati che noi abbiamo, iniziamo da Barbara Iannis, assessore di 13°, grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Poi abbiamo Piero De Marchi, presidente della Pro Latisana. Quindi abbiamo Luca Fasan, assessore del comune di Monfalcone. Passiamo poi a Lorenzo Fumo, vice sindaco del comune di Ruda. Poi abbiamo Emanuele Bazzo, pro sindaco di Rivignano Teor. E quindi Jacopo Bassani, che è un imprenditore nel settore vitivinicolo. Signori giurati, grazie per aver accettato il nostro invito, ovviamente. E ora il lavoro è anche il vostro, perché dovrete individuare la più bella tra le belle. 10 le concorrenti in gara, io adesso mi metto da parte e insieme andiamo a conoscerle, perché la prima uscita sarà in abito elegante e qui si presenteranno e poi ovviamente le vedremo con il body ufficiale del concorso. Vado da questa parte perché ora inizia la numero 1 e apre ufficialmente questa selezione di Miss Telefriuli. Concorrente numero 1, prego. Sono Gloria, vengo da Chiusaforte, 19 anni e nella vita sono un estetista. Buonasera, sono Sara, ho 18 anni e vengo da Tolmezzo. Nella vita sono una studentessa di biotecnologia medica. Concorrente numero 2. Ed è la volta della concorrente numero 3. Buonasera, sono Ilaria, ho 18 anni, vengo da Castacco, sono una studentessa di economia. Per riconoscerli, quindi è vero che è ben visibile, però insomma.
Lo ricordiamo una volta di più. Andiamo quindi con la concorrente numero 4. Buonasera, io sono Valentina Petris, ho 27 anni, sono di Reana del Royale e nel lavoro faccio la truccatrice. Ecco, concorrente numero 4. Ed ora andiamo a conoscere la concorrente numero 5. Salve a tutti, sono Alessia Micconi, ho 20 anni e vivo a Maiano. Molto bene, concorrente numero 5. Ed ora andiamo a rivederle suddivise in due gruppi, quindi iniziamo dalla concorrente numero 1, 2, 3, Gloria, Sara e Ilaria, concorrente numero 1, numero 2 e numero 3. Perfetto, schierate così. Telecamera andrà su, io mi sposto perché rovino il quadretto, eccoli qui. Grazie, numero 1, 2, 3, potete rientrare. E quindi andiamo a rivedere la concorrente numero 4, Valentina, e la concorrente numero 5 insieme. Eccole qui. Un applauso anche per voi e grazie. Ovviamente qui gli applausi, il pubblico, non c'è, abbiamo solo la giuria che in questo momento è concentratissima nel dare il voto, giustamente, però insomma noi col cuore, io soprattutto questo applauso glielo faccio e credo che anche questo applauso arrivi da casa, quindi sicuramente siamo molto felici di questo. Avete visto che tutti hanno la mascherina qui? Sì, perché si tolgono la mascherina l'istante prima di uscire sul palco, quindi davvero nello studio, quindi davvero rispettiamo il più possibile le normative. Bene. Io a questo punto vorrei sul palco un'amica che è Marisa Benes. C'è Marisa Benes con il Club Diamante FVG. Ecco Marisa Benes, un applauso per lei, prego. Microfono. Arriva Marisa Benes con il suo microfono. Buonasera Marisa. Buonasera, stiamo distanti? Stiamo distanti. Buonasera. Marisa Benes è Club Diamante FVG, vuol dire grande spettacolo, grandi esibizioni di ballo. Dico bene? 42 anni di esperienza, Mamma mia. Un po' troppe veramente, però anche oggi abbiamo una coppia da presentare e questi ragazzi molto giovani eseguiranno delle danze latinoamericane per rallegrare un pochino queste giornate di ritorno alla normalità, si spera, e così loro possono ballare senza mascherina perché fanno parte del CONI, quindi appartengono a una società sportiva, Club Diamante Friuli Venezia Giulia. Sono Alexei Cepak ed Eli Amoroso e vi faranno vedere per prima uscita un Cia Cia Cia. Pronti con Club Diamante FVG. A voi! I
Bravi. Complimenti, noi li vedremo anche più tardi, non ci abbandoneranno, anzi, siamo arrivati alla concorrente numero 5 ed ora andiamo insieme a conoscere la concorrente numero 6. Eccola qui. La numero 6. Buonasera a tutti, mi chiamo Elisa, ho 21 anni e vengo da Udine. Nella vita sono una studentessa all'Università di Udine e faccio economia. Andiamo quindi con la concorrente numero 7. Buonasera a tutti, sono Rachele dell'Inz, ho 22 anni e sono di Piano Arta. Nella vita faccio la studentessa universitaria. Molto bene, concorrente numero 7. Grazie. Andiamo a conoscere quindi la concorrente numero 8. Buonasera, sono Michela, ho 21 anni, vengo da Maiano e nella vita lavoro in uno studio di amministrazioni condominiali. Concorrente numero 8. Voi vorreste conoscere la concorrente numero 9? Dopo la pubblicità arriverà la concorrente numero 9. Pubblicità! E siamo qui negli studi di Telefriuli pronti, grazie per l'applauso, per l'elezione di Miss Telefriuli, valida ovviamente per l'82esima edizione di Miss Italia. Abbiamo conosciuto le prime 8 concorrenti, adesso io mi faccio da parte perché andiamo a conoscere la concorrente numero 9. Eccola qui. Numero 9. Buonasera a tutti, sono Caterina, ho 23 anni, vengo da Tavagnacco e nella vita faccio la cassiera. Concorrente numero 9. Ripeto sempre il numero perché lo dico alla giuria, è l'unico modo che ha per riconoscere la concorrente. Concorrente numero 9. E poi abbiamo la concorrente numero 10. Buonasera, mi chiamo Mailin, ho 18 anni, sono di Gemona e nella vita studio grafica. Molto bene, concorrente numero 10. Ed ora, come è avvenuto prima, ovviamente andiamo a vederle a gruppi, quindi andiamo a rivedere la concorrente numero 6 Elisa, la numero 7 Rachele, la numero 8 Michela. Eccole qui. Eccole qui. Qualche secondo. Grazie, potete rientrare in camerino. E poi andiamo a vedere la concorrente numero 9 Caterina e la numero 10 Mailin. Prego. Grazie.
Poi qui è bellissimo Telefriuli perché in realtà sembra quasi una finale regionale, una finale nazionale, perché oltre ad avere il supporto della presenza delle ragazze, hanno anche i video, quindi riescono anche a vedere la resa televisiva della ragazza, quindi davvero il voto è sempre molto completo in questo senso. Bene, Miss Italia ha le ragazze che partecipano e una giuria che giudica e i giudici hanno sempre un lavoro molto complicato perché sapete che per diventare Miss Italia, per avere il percorso che vi porta a diventare Miss Italia dovete fare le selezioni, una ragazza fa le selezioni come quella che stiamo facendo questa sera, chi vince la selezione va alla finale regionale, sono più finali regionali con più titoli, la vincitrice di ogni finale regionale va alle prefinali nazionali, quindi la ragazza che questa sera in realtà vince si aggiudica già il primo passo di avvicinamento per la finalissima. E con noi abbiamo i giurati e io vorrei andare a fare una chiacchierata con alcuni di loro, mi farebbe davvero molto piacere. Inizierei con Barbara Iannis, assessore del Comune di Tricesimo. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito a essere qui presenti e buonasera a lei innanzitutto. Buona serata anche a lei e ringrazio tutti voi per avermi dato l'opportunità di essere qui stasera. L'estate oramai ci siamo nell'estate, cosa state combinando di bello in quel di Tricesimo? Ma noi abbiamo organizzato un evento che inizierà domani pomeriggio. Il Comune in collaborazione con la banda cittadina e l'associazione culturale Blood ha organizzato 3 giorni, il 3, il 4 e il 5. È un programma abbastanza vario perché prende tutte le fasce d'età, dai bambini agli adulti, c'è musica, è stato organizzato più che altro per dare un'opportunità ai commercianti e a coloro che hanno subito maggiormente la pandemia del Covid e anche chi faceva eventi, chi fa musica, spettacolo, è tutta una categoria che è stata molto penalizzata, quindi abbiamo cercato di improntare tutto su questo argomento. Abbiamo scelto come frase di presentazione, frase della manifestazione, una frase di Dante Alighieri perché quest'anno ricorre 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, quindi il titolo si chiamerà E quindi uscimmo a rivedere le stelle, che è anche una sorta di auspicio a vedere positivo, cioè è una sorta di tunnel nero scuro e che ti porta fuori a rivedere le stelle con questa voglia di uscire, secondo me, che adesso le persone hanno. Il programma sostanzialmente è strutturato con delle bancarelle di artigianato. Sabato sera abbiamo la serata clown di un cantante che arriva direttamente da Canale 5, da All Together Now, è arrivato in finale Antonio Marino e quindi alliterà la serata nella piazza centrale, in piazza Garibaldi, anche per dare l'opportunità ai nostri locali, ai nostri negozi che hanno patito molto in questa pandemia, di avere un pubblico, delle persone, un giro di gente. Poi sabato... Bello, questo è molto bello. Stava dicendo, scusi, non volevo interromperla. Sabato? No. Grazie, mi sta facendo i complimenti. Cioè, ci abbiamo lavorato, io e la mia responsabile degli uffici, per 2 mesi, per cercare proprio di dare un'impronta a largo spettro, cioè la voglia di ripartire in tutti i sensi. Sì, esatto, inglobando un po' tutti, sia la cultura che la musica che le attività commerciali e quindi e anche le varie fasce d'età. Quindi sabato sera c'è il concerto, domenica pomeriggio continuiamo con l'esposizione delle bancarelle, ci saranno 2 poeti locali, Chantal Mazzacco e Maurizio Benedetti, che citeranno qualche frase della Divina Commedia affiancate da poesie proprio loro. Molto bene. Hanno fatto loro, in uno spazio sempre dell'antico borgo che purtroppo con questa crisi conta parecchi negozi sfitti. C'è il progetto dei negozi sfitti, quindi di dipingere le vetrine
con degli artisti proprio sul tema di Dante Alighieri, quindi inferno, purgatorio e paradiso. Avete capito, amici, che credo valga la pena una passeggiata a Tricesimo, quindi, ma la cosa bella degli ospiti che abbiamo questa sera è che sono proprio accomunati dalla voglia di fare qualcosa, di riportare qualcosa nelle loro città, e credo che Miss Telefriuli e i prossimi appuntamenti sia proprio efficace per questo, promuovere il territorio, far sapere cosa succede nei territori. Quindi grazie davvero a Barbara Iannis, grazie davvero, un applauso a voi, anche a nome di tutti coloro che fanno lo spettacolo, che insomma abbiamo passato un momento un po' complicato. A proposito di persone che fanno lo spettacolo, io ho la fortuna di avere un amico da tanti anni. Si chiama Sdrindule. Ne avete mai sentito parlare voi? Sdrindule! Era carissimo! Allora, io era bella la gioventù, se n'è andata e non torna più. Posso svelare un segreto? Anche due. Allora, la realtà è che ci vedete spesso, io conosco Sdrindule, ho altri amici, anche la Marisa. In realtà noi dormiamo in uno scantinato qui sotto, qui vicino. Ci bussano e dicono: ragazzi, volete fare qualcosa? E io esco con gli amici, e quindi ecco perché mi porto il mio... E Sdrindule è uno di questi. Io ormai siamo una coppia di fatto, Sdrindule, io e te. No, non agitiamo il cliente. Io vado. Puoi andare, ma se stai vicino a me mi fa anche piacere. Bene, stiamo a distanza. Intanto distanza. devo ringraziarti che mi chiami, e anche Telefriuli che mi fa vedere. Poi tu sai che devo sempre, ogni volta, salutare i miei due nipotini, Fabio e Sofia, e poi un evento eccezionale, un saluto al maestro Coccolo, è diventato Cavaliere d'Italia. Coccolino, bravo, ha suonato con me per 35 anni. Sono venuto qua per dirti che una volta avevamo il telefono fisso, adesso siamo fissi sul telefono. Sono stato a Lignano, sai che sono tutti che si fanno i tatuaggi, e sai quanta gente ho visto dietro che c'ha il tatuaggio del copritazza dal cesso? Perché quando vai col telefonino dal cesso, non sta a ridere. No, io sono serissimo. Non stai mica 5 minuti come stavi una volta, anche un'ora dentro. E dopo ti rimane tutto, e nel momento che devi prendere la carta, ti arriva il messaggio. Hai un movimento in uscita. Sì, adesso io non so come ti comporti in quei momenti. Vedi, vado in giro con la mascherina, però aveva anche i suoi lati positivi, Andavo a fare la spesa senza dendiere. Adesso siamo tutti in zona bianca, perciò siamo contenti. Cosa vuoi che ti dica? Sono stato in Carnia a trovare un mio amico. I carnici sono sparragnini, Guarda che saranno sparragnini gli istriani. Sai che il carnico è andato in Istria e l'istriano gli ha fatto il caffè, gli ha messo l'acqua, poi aveva un chicco di caffè, illi col spago, e gli faceva dentro. Così. Quando l'istriano è andato in Carnia, guarda che il Cernielli ha messo la stessa quantità di acqua, e aveva anche lui il chicco, e invece di tocciare dentro faceva il nome a tor. Si è detto: non sa mai che diventa troppo forte il caffè. Non serve applaudire. Ma l'applauso te lo fanno da casa. Guarda che mi sono fatto una risata, perché questa ragazza che carnica lì, fidanzata da più di 10 anni, ha detto: sei stufa, non ci sposiamo, mi prometti sempre che ci sposiamo? Adesso sono proprio stufa, se sempre ti ho cator, ha detto, ti ritorno l'anello. E lui ha detto: e la sciatule? E lì capisci com'è la situazione. Poi un saluto caro da Camporosso, di Fritz, anche lui, sai, ha problemi, ormai è diventato anziano, ha problemi con la frizza, che gli ha detto l'altra sera: amore, dimmi qualcosa che mi faccia sentire un toro. E lei ha detto: hai le corna.
Vedo che ridono anche le autorità. E anche con la mascherina, Ma hai sì, visto? che sono tutta gente che nei comuni, così, che guarda che mi ricorderò sempre, un contadino aveva un toro che ingravidava le mucche e ogni ingravidazione 50 euro. Allora il comune ha detto, se compriamo il toro noi, possiamo guadagnare noi i soldi. Oh, l'hanno comprato, non ingravidava più neanche una mucca. Allora hanno detto, come mai? Ah, come che mi hanno assunto in comune, io non lavoro più. Drindule, guardiamoci insieme la pubblicità. Sì. Pubblicità. Pubblicità. Ciao ciao. Ed eccoci ancora insieme a voi. Grazie. Abbiamo i giudici che fanno gli applausi, perché ovviamente il pubblico non ci può essere, però io so che gli applausi ce li fate voi a casa, magari non a me, ma ovviamente a tutto quello che accade per questa importante occasione. Lo ripetiamo, elezione di Miss Telefriuli, 10 ragazze in gara, le abbiamo conosciute, le abbiamo viste sfilare con il loro abito e ora andiamo a vederle in body, con il body ufficiale del concorso, momento importantissimo per loro perché se prima la giuria ha espresso una sua valutazione assolutamente personale, adesso in body viene dato il voto definitivo, quindi per le ragazze adesso veramente la cosa è molto importante. Qui le presenterò io e quindi iniziamo dalla concorrente numero 1, lei è Gloria. Prego Gloria. Concorrente numero 1 ha 19 anni, arriva da Chiusaforte, fa l'estetista. Prego. Concorrente numero 1, lei è Gloria. Ed è la volta di Sara, concorrente numero 2. Sara ha 18 anni, arriva da Tolmezzo, quindi dalla provincia di Udine, e fa la pasticcera. Sara, concorrente numero 2. Molto bene. Ed ora andiamo con Ilaria, concorrente numero 3. Ilaria ha 18 anni, arriva da Cassacco, studentessa in economia, concorrente numero 3. Bene, salutiamo Ilaria, numero 3, andiamo a conoscere la numero 4 che è Valentina. Valentina ha 27 anni, è di Quals di Reana del Royale. Insegna trucco e fa la truccatrice, questa è la sua professione. Valentina, concorrente numero 4. Grazie anche a Valentina e andiamo a conoscere Alessia, concorrente numero 5. Alessia ha 20 anni, arriva da Maiano, ha finito il liceo classico e si è iscritta a giurisprudenza. Alessia, concorrente numero 5. Andiamo a questo punto rivedere le ragazze, prima il gruppo di 3, quindi 1, 2, 3, Gloria, Sara e Ilaria. Gloria numero 1, Sara numero 2, Ilaria numero 3.
Eccole qui, grazie, potete rientrare. E quindi andiamo a rivedere Valentina, la numero 4, diamo il tempo ovviamente di rientrare a loro, il numero 4 e la numero 5 Alessia. Prego. Valentina numero 4, Alessia numero 5. Grazie. Torna a trovarci Marisa Benes, Club Diamante FVG. Prima di vedere le prossime 5, torna Marisa, so che c'è un'altra sorpresa per noi e quindi microfono arriva il microfono, si infettano, li puliscono, li passano, li fanno. Ragazzi, questo è. Grazie. Allora Marisa, grazie innanzitutto e complimenti. Cosa ci presentano i vostri ragazzi? Grazie. Il secondo ballo che presentano oggi è sempre in stile un po' vintage. Prima avevamo Boogie Shoes, che è per il Cia 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 una bellissima canzone degli anni 60. Ora invece è un tipico jive, boogie woogie, quindi anni 50, e si presentano di nuovo Alexei ed Eli con Jive Boogie Woogie. Molto bene, grazie. Allora, ci spostiamo, palco libero per loro. I'm gonna tell Mary about Uncle John. He says the blues, but he has a lot of fun, oh baby. Yeah, baby. Oh, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, Long Tall Sally has a lot in the ball, but nobody cares if she's a long and tall, oh baby. Ma che bravi! Io immagino a casa che stanno facendo la ola per voi. Bravi, 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 complimenti. Bene, io a questo punto tornerei da un altro ospite che abbiamo in giuria per fargli due domande. Ripeto, conosciamo queste belle realtà del nostro territorio, che è Piero De Marchi, il presidente della Pro Latisana. Anche voi attivissimi per il periodo, siete sempre attivi voi tutto l'anno, però anche per il periodo estivo sto che state preparando delle cose molto interessanti. Prego, sì, Presidente. Buonasera a tutti. Anche se dobbiamo dire il vero, seppure il 2020 è stato un anno difficile, comunque non ci siamo mai fermati, seppur in parte alcune cose sono state fatte. Però adesso siamo pronti per ripartire un po' alla grande, anche perché ogni giovedì sera, a partire dall'8 di luglio, per tutti dell'8, 15, 22 andando avanti, abbiamo delle serie d'estate. Così sono delle animazioni fatte alla sera per far un po' vivere quella che è la piazza e dare così un segnale di socialità che ce n'è molto bisogno in questi periodi. Si conclude questa serie di giovedì con il 12 luglio, con il 12 agosto, scusate, che è con Calici di Stelle, e poi senza dimenticare quelle che sono le altre attività. Abbiamo il 23 luglio, abbiamo la quinta edizione della cena con Hemingway. Il claim di quest'anno è Hemingway tra Venezia e Trieste. Questa manifestazione viene fatta nella località turistica di Aprilia Marittima, quindi anche in questo caso per valorizzare quello che è il nostro territorio turistico. Ma non solo tutto il territorio, ma anche la nostra località turistica per eccellenza. Non solo questa manifestazione, ma anche il 21 di agosto ci sarà un concerto all'alba che rientra nel progetto più generale nei suoni dei luoghi, e quindi questa qua è già la terza edizione che facciamo ed è spettacolare perché viene fatto appunto nella piazzetta Embarcadero, dove di fronte abbiamo la laguna e il sole lo vediamo proprio
sperando che ci sia chiaramente, tempo permettendo, il sole lo vediamo proprio sorgere dal mare ed è una cosa molto, molto, molto bella. Senza fermarci qua, dopo siamo già arrivati a settembre. E abbiamo il settembre artigianese. Bene. Quindi come vedete le manifestazioni sono tante, tutto questo viene fatto in collaborazione con l'amministrazione comunale della Tisana. Molto bene. Complimenti anche alla Pro Latisana e ovviamente al Comune di Latisana, anche loro attivissimi. Che bello! Che bello sapere questi segnali di ripresa, che bello conoscere questi segnali di ripresa. Bene, andiamo a vedere le prossime candidate, la concorrente numero 6, ritorniamo alla gara, ritorniamo alle ragazze che si presenteranno con il body, eccole qui, andiamo con la concorrente numero 6. Lei è Elisa, ha 21 anni, arriva da Udine, studentessa in economia, insegna ginnastica. Concorrente numero 6, Elisa. Poi è la volta di Rachele, concorrente numero 7. Rachele ha 22 anni, arriva da Piano d'Arta, studentessa in giurisprudenza. Rachele, concorrente numero 7. E quindi la numero 8, lei è Michela. Michela ha 21 anni, arriva da Maiano ed è impiegata, lavora presso uno studio di amministrazione condominiale. Michela concorre con il numero 8. Quindi andiamo con la numero 9, lei è Caterina. 23 anni, di Tavagnacco, fa la cassiera. Caterina, concorrente numero 9. Quindi andiamo con Maylin, concorrente numero 10. 18 anni, di Gemona del Friuli, studentessa in grafica, concorrente numero 10. Molto bene. Ed ora le richiamiamo fuori a gruppi, cominciando dalla 6, 7, 8, quindi Elisa, Rachele e Michela, le rivediamo insieme. Numero 6 Elisa, numero 7 Rachele, numero 8 Michela. Molto bene, possiamo andare. E quindi numero 9 Caterina, numero 10 Maylin. Caterina, 10 mail. Grazie. Ed ora un po' di pubblicità e poi continueremo con i nostri ospiti, spettacolo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è Miss Telefriuli e questa è Telefriuli. Pubblicità. E rieccoci qui, sempre su Telefriuli, grazie per questo applauso che arriva dai nostri ospiti. C'è una sedia vuota perché in questo momento lo staff si è riunito per fare i conteggi e quindi un rappresentante della giuria ovviamente è nella sala di fronte a noi dove stanno elaborando tutti i conteggi per poi scoprire chi sarà la vincitrice di questa importantissima selezione valida per l'82esima edizione di Miss Italia. Ringrazio tra l'altro per chi non ci ha seguito dall'inizio male.
E che abbiamo avuto ospite anche Patrizia Mirigliani, che ci ha rilasciato una bella intervista, un bel saluto, quindi ci ha fatto davvero molto piacere. Bene, abbiamo detto che in giuria questa sera abbiamo un parterre di persone che sono impegnate nei loro comuni per organizzare eventi, insomma poi nell'arco dell'estate parleremo in maniera più approfondita con voi proprio nelle occasioni delle serate di Miss Italia. Parlerei con Luca Fasan, che è l'assessore al comune di Monfalcone. Siete impegnatissimi in questi giorni? Assolutamente molto impegnati. Scusi, sempre impegnati, ma in questi giorni in particolare? In particolar modo. Lo abbiamo dimostrato lunedì, siamo partiti con il sindaco con la conferenza stampa per presentare alla città e a tutto il territorio gli eventi che faremo tra luglio ed agosto. Sono più di 90 eventi, quindi una estate corposa importante tra il nostro centro e il nostro litorale. Partenza è stata oggi, alle 18:30 siamo partiti per questa kermesse della Notte Bianca dedicata ai saldi e soprattutto dedicata alle nostre attività commerciali. Ci tengo a dirlo, lo abbiamo fatto anche corroborati dai numeri che ci vedono con quasi 22 aperture in più delle nostre attività in un anno come questo tra il 2020 e il 2021 veramente molto complicato, ma questo determina ovviamente una certa azione che è stata fatta sulla città e la grande voglia dei nostri commercianti, delle nostre imprenditori che credono e scommettono sulla città e sul loro lavoro. Quindi oggi siamo partiti con l'evento della Notte Bianca e lo abbiamo dedicato particolarmente alle nostre attività perché l'abbiamo coinvolte con quasi una decina di modelle che stanno in questo momento girando per Monfalcone, vestendo gli abiti delle nostre attività, dei nostri negozi, accompagnati da punti musicali adeguatamente distribuiti in giro per la città e che poi comuniranno proprio adesso, in questo momento dovrebbe partire poi il tribute a Zucchero che in qualche modo ci darà ulteriore forza e corroborerà questa bella giornata. E poi ci busseremo domani, che è sabato, con altri eventi sempre dedicati alla moda. Questo è un po' più vintage, gli anni 50, 60, 70 la faranno da padrone, sempre con gli artisti di strada e anche dei ballerini che in qualche modo intratteneranno il pubblico che vorrà venire a visitare Monfalcone. Molto bene, grazie. Quindi, se non siete a Monfalcone adesso, finite di vedervi la trasmissione, poi andate in piazza alla Notte Bianca a trovare i commercianti, altrimenti domani sera ovviamente appuntamento a Monfalcone. Grazie Grazie a voi. Marisa Benes. Marisa, arriva Marisa, si arma di microfono, ovviamente l'arma più bella che noi abbiamo che facciamo spettacoli è il microfono. Marisa, complimenti e grazie, te lo dico subito, perché come al solito ci porti ragazzi straordinari. Cosa ci faranno vedere? L'ultimo ballo e poi appuntamento a domani nella piazzetta Cavour. I nostri ragazzi saranno non solo Alexei e Daly ma anche altre coppie a presentare uno spettacolo in tema vintage, come saranno anche i costumi che gireranno per Monfalcone. E Alexei e Daly invece concludono con un ballo spagnolo Paso Doble. A voi, Club Diamante FVG. Musica. Via, musica. Bravi! Club Diamante FVG. E come ha annunciato prima Marisa Benes, ovviamente ci vediamo a Monfalcone domani sera. Bravi! Complimenti! Bravi!
Bene, a questo punto io ho un ospite in giuria al quale rivolgerei un paio di domande. Jacopo Bassani, abbiamo detto che lei è imprenditore vitivinicolo, il microfono, arriva il microfono anche per Jacopo, sempre dietro, un po' di flit, cose che si usano, non lo so, facevo per dire. Imprenditore vitivinicolo, parliamo dell'azienda, della tua famiglia, della vostra famiglia, Isola Augusta. Io dico, se lei dovesse abbinare un vino a una bella ragazza alle nostre concorrenti, che vino abbinerebbe? Bella domanda, Michele. Beh, io direi che come vino, come abbinamento, sicuramente uno spumeggiante Prosecco Rosé Doc, proprio per l'eleganza di questo vino che si affianca benissimo a queste belle ragazze che abbiamo visto oggi. E se lei dovesse abbinarlo ai ballerini del Club Diamante? Ballerini molto affiatati, ballo sensuale, quindi un vino suadente come il Verduzzo friulano. Sicuramente lo vedrei molto bene. Adesso la domanda più difficile. Sdrindule. Che vino abbinerebbe a Sdrindule? Sdrindule è sicuramente un vino rosso, autoctono, e direi lo schioppettino, nel senso che è speziato come il suo carattere e anche un po' pepato come le sue battute. Quindi direi che l'abbinamento potrebbe essere quello. Beh, poi chiederemo a Sdrindule se è d'accordo. Io vedo che con la testa laggiù sta già facendo di sì. Grazie Jacopo, e grazie anche per aver accettato il nostro invito. Bene, rivediamo le ragazze un attimo, ma io direi proprio di sì, sono state le grandi protagoniste di questa serata. Le ragazze sono da sempre le grandi protagoniste di Miss Italia, questo avviene da 82 anni. Rivediamole insieme. Andiamo con la concorrente numero 1, 2, 3, Gloria, Sara e Ilaria. Prego ragazze, venite. Adesso sanno che la giuria non le sta votando, sono più sorridenti, più rilassate e succede sempre così. Adesso si sente meno la tensione della gara, lo so, però è il bello di Miss Italia. Grazie, Gloria, Sara, Ilaria, prego. Poi andiamo a rivedere nuovamente la numero 4 Valentina e la numero 5 Alessia. 4 Valentina, 5 Alessia. Grazie. Prima di presentare le prossime, seguiamo l'ordine, lo dico alla regia che avevamo indicato prima, vorrei sentire un altro nostro ospite che è Lorenzo Fumo, vice sindaco del comune di Ruda. Buonasera a lei innanzitutto, buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie anche a lei domandiamo cosa state combinando di bello in quel di Ruda. Beh, finalmente siamo riusciti a ripartire, intanto già questo è motivo di soddisfazione. Grazie all'aiuto delle nostre oltre 54 associazioni in un comune di 3.000 abitanti siamo riusciti a organizzare un programma che si permette di rappresentare dai 3 ai 4 appuntamenti a settimana, soprattutto rivolti ai bambini, coloro che hanno maggiormente risentito delle ristrettezze del lockdown, quindi tante letture animate per loro, spettacoli teatrali e momenti di gioco. Assieme a questo abbiamo voluto anche riscoprire vari angoli del paese. Ruda è composta da 7 piccoli comuni alla fine, perché ogni località ha le sue peculiarità e quindi riusciamo a spostarci dalle zone del Torre, quindi zone ambientali, a riscoprire chiesette del 1200, castelli datati anch'essi subito dopo il 1000 e ville storiche. Ed è il momento anche per poter rilanciare certi temi che hanno in questi giorni anche fatto conoscere Ruda, quale la Mideria Chiozza, la Villa Antonini, tutte realtà storiche che possono essere un ottimo volano innanzitutto culturale, di riscoperta delle proprie origini, ma anche comunque un ottimo volano economico e dato che Ruda comunque si trova fra Aquileia e Palmanova, 2 città UNESCO, riesce a trovare la propria dignità di essere presente con il proprio orgoglio e le proprie tradizioni. Poi, tra l'altro, in questi giorni ricominciano anche i cori di Ruda a ritrovarsi. Ruda è famosa nel mondo per i propri cori e quindi finalmente anche loro, rispettando tutte le normative ovviamente anti-Covid, ricominciano a trovarsi, ricominciano ad affilare l'ugola. Vorrei solo ricordare in chiusura che venerdì, in collaborazione con l'Interclub locale, l'associazione del Calcio Ruda e appunto col comune,
ricorderemo la figura di Tarcisio Burghic, la Roccia, che un mese fa è scomparso e anche lui, assieme ai cori, ha fatto conoscere Ruda nel mondo. Quindi faremo una piccola rievocazione anche della sua figura e gli renderemo il dovuto omaggio. Quante cose belle abbiamo in Friuli Venezia Giulia, scopritele, grazie ovviamente anche a Telefriuli che vi tiene informata su tutto quello che avviene, poi magari internet ci può aiutare, grazie anche a lei. Bene, andiamo a conoscere le altre concorrenti, la numero 6, la numero 7 e la numero 8, Elisa, Rachele e Michela, eccole. Numero 6 Elisa, numero 7 Rachele, numero 8 Michela. Molto bene, grazie. E andiamo quindi con la numero 9 e la numero 10, Caterina e Maylin. Grazie. Approfitto a questo punto di Emanuele Bazzo, pro sindaco di Rivignano e Teor. Anche a lei chiedo quello che state organizzando nella vostra estate nei vostri comuni. Sì, buonasera. Sì, anche noi siamo un comune famoso nel Friuli Venezia Giulia appunto per le sagre, le feste, e stiamo ricominciando anche noi a fare queste feste attraverso anche le Proloco. Noi abbiamo ben 3 Proloco e in questi 3 mesi che verranno, per esempio la Proloco di Aris farà delle cene della Bisate, cena a prenotazione. La Proloco di Teor invece sta cercando di organizzarsi per riprendere il famoso Green Volley Teor, mentre la Proloco di Rivignano farà alcuni eventi nel mese di agosto e settembre, come ad esempio il Marciando fra le erbe e le auto d'epoca. Poi naturalmente dobbiamo ricordare anche che stiamo già lavorando per la Fiera dei Santi, che è storica. Noi comunque lavoreremo anche come l'anno scorso, abbiamo comunque lavorato fino all'ultima settimana, poi l'anno scorso 2020 all'ultima settimana abbiamo deciso di annullare l'evento, anche se era già stato organizzato in maniera molto importante. Quindi quest'anno noi speriamo di riprendere anche questo evento della Fiera dei Santi, che è un volano per tutta l'economia delle nostre più di 50 associazioni, e speriamo che sia veramente un momento di ripartenza, che questa zona bianca perduri e che porti benefici a tutto il nostro territorio e anche ai territori del tutto il Friuli Venezia Giulia. Grazie per quello che fate, anche perché noi che facciamo questo lavoro apprezziamo molto questi eventi, perché insomma ci fanno capire che una ripresa c'è. E noi siamo quasi pronti per rivedere Sdrindule e soprattutto per conoscere il nome di Miss Telefriuli e delle altre premiate, ma questo subito dopo la pubblicità. Ma che bello, siamo arrivati quasi al Grazie, fatelo. Non perdiamo queste abitudini, non siamo tantissimi perché purtroppo non possiamo essere in tanti, però quei pochi qui si fanno sentire, ma poi noi sappiamo che siete in tanti a casa che ci state seguendo. Dicevo, siamo in attesa di scoprire il verdetto della giuria, chi sarà eletta Miss Telefriuli e poi ovviamente anche gli altri titoli che assegneremo, ma prima, per così smorzare un po' la tensione che c'è nei camerini. Non è vero, le ragazze sono veramente state, anzi facciamo un applauso alle ragazze perché sono state bravissime, anche perché non è facile comunque fare tutto questo. Miss Italia è una festa, è una gioia e quindi dover rispettare delle normative è sempre difficile, però le nostre ragazze sono davvero straordinarie, quindi brave per come si sono comportate nei camerini e come hanno affrontato questo palco impegnativo. C'è chi invece i palcoscenici li calca da 40 anni e lui è Sdrindule, è con noi, è sempre con noi e per me è sempre un grande piacere. Caro Sdrindule, 40 anni di carriera. 40 anni che faccio il mone. Ho fatto ridere, ho fatto piangere, però sono contento, rifarei tutto da capo. Sai che io ogni tanto dico anche qualche bella frase. Mi piacciono. Sono nato senza chiederlo, morirò senza volerlo, lasciatemi vivere tranquillo. Dico bene? Sì. Niente, in questi 40 anni ho anche notato come è cambiata la comicità. Sai che il Furlan non è che rida molto, dai, diciamocelo, quando ride così. Lo sai?
hanno venduto un autobus a Tarcento e dietro c'è lo sponsor che mettono sempre sulla corriera. Sai che per fare allegria lo sponsor era le pompe funebri. Era scritto: vieni con noi che ti porteremo nell'ultimo viaggio. Dimmi tu con Calmonte sull'autobus. Nessuno. Furlan fa l'orto per 60 persone e sono in due. E quando gli chiedo la salata mi porta quando è in semence. Così. Vedi come siamo fatti? Invece il Triestin, noi sempre di corsa. Triestin non c'ha stress. Cade Triestino dal quinto piano sul marciapiede a Trieste. Passa un altro Triestin, sarà stato mezz'ora a guardarlo. E dopo gli dite: cosa? Nasi? Cosa si è successo? E che l'altro mezzo morto: non so, sono appena arrivato. Dove siamo? Io, guarda, in questo periodo di Covid, di lockdown, no? Ho cercato di far ridere le persone con qualche barzelletta, qualche video. È stata una cosa bellissima, perché tu li vedi, sono pieni di pensieri, sì, è giusto anche così. Allora dargli un po' di buon umore, forse dà che ti sarà dato, quello che non dai lo mangeranno gli altri, ricordatelo. Allora parliamo di Fritz, che mi ha detto di salutarti tanto. Grazie, contraccambia. Sì, e non sta tanto bene, adesso è un periodo un po' così, che io gli ho chiesto addirittura perché hanno inventato il clacson. Sai il clacson? Sì. E lui ha detto: il clacson quando suona è un momento di pericolo. Difatti quando due si sposano sono tutti lì col clacson. Vedi? Lui ragiona in una maniera che però, sai, era l'altro giorno lì nel bar con la birra da litro, ferma da più di 2 ore, entra dentro un Triestin, ha detto: ciao, imbriagon, cosa la fa con sta birra? Non la vedi che la se calda, non la neanche la schiuma, la sa bever, chi sa bever? Gli ha preso la birra e gliela bevuta il Triestin. Allora Fritz gli ha detto alla cameriera: che brutta giornata, volevo farla finita con la mia vita che ero depresso. La pistola si è inceppata, la corda per impiccarmi si è strappata e la birra col veleno le ha bevute il Triestin. Vedi cosa? Ho sentito un applauso! Sempre buona. Hermes, il tempo con te vola sempre, questo è il problema. Devo questo finire? Dai, ancora una, veloce, Sì. che poi andiamo alle premiazioni. Era Fritz in macchina, ubriaco, e l'ha fermato un carabiniere e gli ha detto: scenda dall'auto. E lui ha detto: sono ubriaco, è meglio che salga lei. Quelle veloci così sono belle, perché il carabiniere che telefona al maresciallo: c'è stata una sparatoria, mi sa che è scappato il morto. E il maresciallo ha detto: ma se è morto, come ha fatto a scappare? Alla dite. Basta. Ti è piaciuta? No, non ci si può. Ti stavo quasi per abbracciare. Sdrindole, facciamo un applauso. Sì. Ti saluto a un grande della comicità. Io lo dico sempre, un personaggio che io l'ho visto sempre come un personaggio felliniano, sai, quel comico che riesce a unire l'amarezza e la tristezza all'allegria e alla gioia. Tu sei veramente una persona straordinaria. Grazie. Senti, saluto così. Sorridi anche di un sorriso triste, perché più triste di un sorriso triste è la tristezza di non saper sorridere. Grazie Sdrindule. Vado. 40 anni di carriera, di grande carriera, e io sono onorato che risponda tutte le volte alle mie 40 chiamate. anni vado a prendere il schioppettino. Bene amici, adesso è arrivato il momento veramente importante di questa serata. Passato davanti alle telecamere, Sdrindule. Ritorna a passare davanti.
È arrivato il momento di premiare, quindi è il momento in cui che tutte le ragazze stanno aspettando. Andiamo a concretizzare questo nostro incontro. 6 le ragazze premiate. La premiazione avverrà in maniera un po' anomala rispetto a come siete abituati sempre. Di solito le ragazze si schierano, viene messa la fascia da colui che premia. Qui invece le ragazze sono nel camerino, verranno chiamate una ad una e sarà consegnata la fascia in mano. Iniziamo con la sesta classificata. Premierà Emanuele Bazzo. Prego, si può accomodare qui, si metta pure qui vicino a me. La sesta classificata è la concorrente numero 8, Michela Modesto di Maiano. Vieni Michela! Vieni Michela! Può consegnare la fascia e poi la ragazza la indosserà. Ce la farà indossare? Non ti preoccupare, non riesce nessuno. Non importa, va bene così. È l'emozione, scusate, poi per le foto le metteremo dritte. Grazie Michela e complimenti. Chiamiamo quindi Lorenzo Fumo. Abbiamo visto Bazzo, pro sindaco di Rignano Treor, Lorenzo Fumo è vice sindaco di Ruda. Lei va a premiare la quinta classificata, che è la concorrente numero 4, Valentina Petris, di Quals di Reana del Royale. Prego Valentina, concorrente numero 4, quinta classificata. Consegnare, perfetto, vedi, il giurato ti ha già dato la fascia come si deve indossare, ottimo, grazie e complimenti anche a te. Vai, grazie. Assessore del comune di Monfalcone, Luca Fasana, andrà a premiare la quarta classificata. Prego assessore, al centro, ora arriva la quarta classificata, che è la concorrente numero 9, Caterina Foschiani. Prego Caterina. Eccola! Perfetto, al centro della scena, immagine per te con la fascia. Grazie Caterina, complimenti. Poi, terza classificata, che si aggiudica il titolo di Miss B-Match, Piero De Marchi, presidente Pro Latisana. Al centro del palco anche lei. Andiamo a chiamare la terza classificata Miss B-Match e la concorrente numero 2, Sara Adami di Tolmezzo. Dov'è la Sara? Ecco Sara! Dietro non sanno nulla, ci tengo a dirlo, dietro non sanno nulla, sanno il loro nome e ecco, infatti questo è l'esempio, che proprio non sanno assolutamente nulla. Lei è Sara, concorrente numero 2, terza classificata Miss B-Match. Complimenti. Barbara Iannis andrà a premiare, Barbara Iannis, assessore di Tricesimo, andrà a premiare la seconda classificata, che come vuole tradizione è Miss Rocchetta Bellezza. Barbara Iannis va a premiare la concorrente numero 10, Meilin Romero di Gemona. Lei invece non ci crede, lei ha la faccia di colei che non ci crede, ma io passavo di qui per caso e questo è il bello di Miss Italia, ragazze, questo è il bello di Miss Italia. Complimenti, complimenti anche a Meilin, grazie. Grazie. E a questo punto io vorrei qui con noi Paola Rizzotti dell'agenzia Modashow.it, esclusivista in Friuli Venezia Giulia di Miss Italia. Ricordiamo che le selezioni continueranno anche qui su Telefriuli, quindi se volete iscrivervi andate sul sito www.missitalia.it, andate nella sezione iscrizioni e ovviamente iscrivetevi in Friuli Venezia Giulia, oppure potete telefonare insomma ai numeri al 393 3352 362 o comunque trovate la pagina Facebook e Instagram Miss Italia Friuli Venezia Giulia. Paola, hai il gelatino? Vai a prendere il gelatino, che non si tratta di cono. Intanto io vorrei ringraziare Fabio Di Bernardo in regia, facciamo un applauso perché i nostri tecnici sono straordinari. Paolo Bassi insieme a Cristiana Miscoria e Andrea Bentley, grazie davvero ragazzi perché fate dei lavori straordinari, grazie davvero. Poi avremo anche i nostri ospiti. Come è andata Paola? Bene, no scusate se ho dimenticato il microfono, Succede. Ma guarda che dietro c'è un'emozione che si taglia con i coltelli. Le ragazze, innanzitutto il mio applauso personale perché sono state bravissime, perché comunque anche stare davanti a delle telecamere per la prima volta, insomma, veramente brave. E adesso dietro sono tutte emozionate perché, come si diceva, loro non sanno chi ha vinto, quindi sono veramente un po' prese alla sprovvista.
comunque abbiamo una vincitrice. Certamente. E poi il bello di Miss Italia è anche questo, guardate, che a Miss Italia partecipano, l'ho già detto, ragazze che hanno già un'esperienza, magari che già lavorano come attrici, cominciano già a muovere i primi passi nella moda e approfittano di Miss Italia perché ti dà una visibilità e comunque delle opportunità straordinarie. Altre invece riconoscono in Miss Italia un simbolo e dicono io ci tengo a partecipare a questo concorso per quello che rappresenta, magari lo raccontano alle mamme, alle nonne, questo è il bello di Miss Italia, è quello che ci unisce ed è davvero la cosa piacevole. Paola, credo sia la prima volta che tu, vorrei ringraziare anche la direzione di Telefriuli, Alessandra Salvatori, Alfonso Di Leva, tutto il gruppo, facciamo un applauso anche a loro, grazie perché sono straordinari. Paola Rizzotti, è la prima volta che ci voleva Telefriuli sì, per farti premiare una Miss, sì. Vince il titolo di Miss Telefriuli, attenzione! La ragazza che vado a citare ora sarà ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, Elisa Molettieri con il numero 6, lei arriva da Udine. Elisa, eccola. Paola, ti chiedo di rimanere qui con noi per il finale. È l'emozione. Guardate, la meta... E gli riesce, altre volte vedete che se le allungano intorno al collo, cercano perché è un po' di tensione, cioè vai tranquilla Elisa, non ti preoccupare, è una guerra con se stessa, vedi? Eccola qui, ce l'ha fatta, brava! La fascia di Miss Telefriuli andava messa giusta, come giustamente hai scelto di fare. Grazie Elisa. Guarda, ti chiedo una cortesia, puoi rimanere qui? Stiamo sempre distanti. Io vorrei ringraziare e chiamare, anche tu Paola, stai lì, credo siamo abbastanza distanti, Marisa Benes, Claire Diamante, FVG con i 2 ballerini, non so dove mettermi, io sto qui al centro della scena, ce la facciamo? Lì davanti, stiamo distanti, un applauso per loro, grazie e complimenti, grazie davvero. E poi Sdrindule al centro della scena. Vai, un applauso anche per Sdrindule. Grazie ai nostri giurati, Jacopo Bassani, imprenditore, Emanuele Bazzo, pro sindaco di Rivignano Treore, Piero De Marchi, presidente Pro Latisana, Luca Fasan, assessore di Monfalcone, Lorenzo Fumo, vice sindaco di Ruda e Barbara Iannis, assessore 13°. Grazie davvero. Sapete cosa farei a questo punto? Scusa Elisa, passa davanti a me, mettiti qui al centro, perché io credo che la cosa più giusta sia concludere questo appuntamento con la bellezza di Elisa Molettieri, Miss Telefriuli. Grazie amici per averci seguito e ci vediamo molto presto, sempre qui su Telefriuli. Ciao!